Norbert Niederkrofler quindi nasce gastronomicamente, ha fatto l'istituto alberghiero, non Beh, voleva studiare, è andato all'istituto no, alberghiero. non è così. Ho fatto la scuola prima commerciale, poi dopo ho fatto la scuola alberghiera in Germania, volevo girare il mondo, così mi sono dedicato alla cucina perché è una cosa che mi piaceva da sempre e poi era molto facile per me, così poi io con questo lavoro qua avevo la possibilità di scegliere proprio dei posti in giro per il mondo dove volevo sempre andare e non avevo i soldi Ci per sarebbe fare le anche ferie. forse un maestro suo. Maestro mio è uno sicuramente molto importante che è Eckhard Witzigmann, che lui era il primo a 3 stelle fuori dalla Francia in Germania, e poi un altro maestro veramente grande era David Boulez a New York. Ho imparato un sacco di cose, soprattutto un'apertura mentale in tanti concetti di cucina, cioè la cucina asiatica, soprattutto quella giapponese, e questo è molto importante perché impari a avere rispetto e vedi proprio come viene usata la materia prima in questi paesi. Bene, e se quindi sono arrivate 3 stelle, sono arrivate, sì, d'accordo, dopo 24 anni. No, dopo, allora il ristorante è stato aperto nel 1996, cioè praticamente dopo 19 anni. Però la grande, è quello che mi è stato detto anche alla premiazione di Michelin, che praticamente era questo progetto che ho cominciato 7-8 anni fa, che si chiama Cook the Mountain, di lavorare solamente con prodotti di montagna e di usare veramente prodotti che nascono qua, che lì puoi raccontare sia le storie perché conosci tutti i produttori ed è far parte della nostra cultura di montagna. Questa era la carta vincente, per quello non usare proprio questi tipici prodotti di tutte le 3 stelle, di quasi tutte le 3 stelle in giro per il mondo, cioè fegato grasso, caviale, astice. Noi usiamo solamente caviale di trota, se lo usiamo, e poi prodotti di contadini che lavorano per noi e che conosciamo. Ecco, che può essere quindi un limite alle 3 stelle, ma può essere, come vediamo in Savoia, comunque invece un plus. Ma io penso che la Michelin quest'anno ha fatto un grande passo, hanno fatto una grande cosa, cioè un grande passo, non mi spetta a me a dirlo, però una grande apertura verso queste cose qua, verso soprattutto una cucina del territorio, dove l'Italia ovviamente ha un potenziale che è pazzesco e anche unico al mondo. Poi questa apertura qui è anche un segno per i giovani, perché in questa maniera qua, anche se un giovane ha delle idee chiare, anche delle idee veramente che vuole aprirsi il suo ristorante e lavorare, non usando questi prodotti di lusso, puoi fare anche una cucina a 3 stelle con un prezzo abbastanza sostenuto, e poi soprattutto anche che puoi guadagnare soldi, che questo oggi per qualcuno di giovane che vuole fare questo lavoro qua è molto importante. No, mi chiedevo, siccome avete eliminato la mezza pensione, quindi Sì. è comunque un albergo della Living Hotel of the World, quindi è un albergo ovviamente con degli alloggiati e che quindi hanno la possibilità anche di comunque cenare, pranzare nei vari ristoranti. Praticamente noi facciamo prima colazione, poi tutto il resto il cliente decide, cioè lui decide dove vuole mangiare, se vuole mangiare qui in casa ha 3 possibilità: una volta il wine bar and grill, dove facciamo una cucina di qualità sempre uguale, però molto easy, molto orientata sull'Italia. Poi abbiamo delle stuve dove facciamo delle fondute che ovviamente d'inverno sono molto amate, molto frequentate anche. E poi c'è il Sanctubertus, però tutti i ristoranti con delle prenotazioni. Quindi il risultato è che alla fine gli alloggiati comunque prenotano Sant'Uberto. Ma no, Si sceglie questo albergo anche per un'esperienza gastronomica. ma sono tanti che vengono per questo, però sono tanti anche che vengono in valle adesso per questo, per le possibilità che ci sono. E qui in casa ovviamente c'è anche della gente che è in casa e sceglie di andare al ristorante, oppure sono anche scegliono di venire al ristorante e se trovano il posto prenotano anche la camera. Quindi abbiamo uno e l'altro. Sì, Poi deve... gli alloggiati lasciano liberi chiaramente dei posti ai passanti, agli esterni. Dipende dal periodo, intanto sono un po' pochi, però è così. Ecco, quindi qualche possibilità c'è quindi di prenotare in questo nuovo 3 stelle, il nono, che poi porta bene, il 9 Young, che come dire, sta guardando anche altri mercati, in particolare quello orientale. Insomma il 9 è un nome, è un numero, insomma, è un numero che è la positività.
Bene, e quindi ecco, al ristorante si fa un'esperienza gastronomica o c'è la possibilità di fare un entrée en plat, un dolce? Ma noi abbiamo un menù di 12 portate, che è il menù che si chiama Cook the Mountain, e poi ovviamente c'è un altro menù più piccolo. Cerchiamo di tenere su queste cose qua, però poi ovviamente abbiamo anche dei clienti che vengono più spesso, facciamo delle eccezioni, non è un problema questo qua, però in base vorremmo, perché il sistema che abbiamo, anche lavorando con i contadini, noi non usiamo, come ho detto, prodotti che non sono di contadini che conosciamo. Poi di verdura, loro usano tantissima verdura, cioè abbiamo circa 350 diversi tipi di verdure durante l'anno e viene fatto tutto senza sere. E quello noi siamo obbligati a cambiare tante volte anche il menù. E poi per noi molto importante è proprio anche con la carne, soprattutto che ci sono certi periodi dell'anno dove la carne d'agnello non è buona, proprio per la natura non è buona, e così in quel caso lì poi evitiamo in questi periodi qua di usare questo tipo di carne, preferiamo di usare qualcos'altro, per quello la meta sarebbe praticamente di usare sempre il prodotto al top, il top proprio quando la natura ce lo dà proprio nella maniera più buona, nella maniera più matura dell'anno. E dietro a un grande chef c'è una grande donna, C'è una grande donna, c'è mia moglie di cui non sappiamo nulla, che ecco, perché sopporta. altre signore, come dire, sappiamo qualcosa, qui non sappiamo assolutamente nulla, non so se violiamo la privacy. No, ma non è un problema. Mia moglie è attrice al teatro Ah, beh, questo è buono sapersi. di Brunico e di Ha Bolzano. mantenuto il suo cognome. Sì, si chiama Ecco. Cristina Lasta. E l'asta? L'Asta, L'asta. sì, che è di Brunico, e lei praticamente lavora sia a Brunico sia a Bolzano, oppure anche in zone in giro per l'Alto Adige, il teatro, fa delle bellissime cose. Io sono sempre contento Recita? recita Amleto, non so. fanno delle diverse, ogni tanto Shakespeare. cose classiche, ogni tanto poi quest'anno ho fatto qualcosa della commedia d'arte, però fatta in 2 lingue, quella è una cosa C'è uno molto... spettacolo che coincide con la terza stella di Norbert Niederkofler che sta girando, magari gira. No. Quindi comunque siete impegnati la sera. Ma siamo impegnati tutti e due la sera, ovviamente lei è molto più libera di me, per quello è così, abbiamo un figlio che ha 7 anni, fa 8 quest'anno, Sì. e ovviamente così ci riusciamo a dividere un po', e c'è la maggior parte è lei che è a casa, perché con il mio mestiere faccio un po' di fatica, però sono super contento che la situazione è così, perché stiamo vivendo veramente una vita molto felice, molto sana, molto genuina. Lei è grandissima cuoca, cucina a casa, per quello sono anche contento quando poi sono libero, cucina lei e io posso dedicarmi al nostro figlio Thomas, e poi anche a riempire la lavastoviglie e a fare questi lavoretti qua, sono anche contento. Bene, bene, bene. Anche Fabio Picchi, tra l'altro, è un cuoco che ha una moglie attrice Sì. famosa a Parigi, forse più famosa di lui. In questo caso no. No. In questo Beh, caso no. Nel Però, Alto Adige sicuramente, perché lei fa tanto, ha fatto tantissimo anche prima quando ci siamo conosciuti, è per quello, però io non ho nessun problema, io sono contento se Bene. posso vivere una vita molto tranquilla, anche soprattutto perché io vivo a Brunico, e stare lì è... beh, Brunico è diciamo, la località per venire qui in Alta Badia strategica, insomma, c'è una strada quindi che collega direttamente, non ci sono questi passi che chiaramente No, c'è chiudono. l'unica strada bassa che va verso Brunico, cioè veramente, se no c'è sempre collegato coi passi, sia con la Val Gardena, sia con Naraba, sia che con Cortina. È l'unica strada bassa Questa- che va verso Brunico, per quello poi Brunico è anche un bel centro, perché è una città comunque Sì. che negli ultimi 4-5 anni è stata nominata la città più vivibile in Italia, e anche una qualità di vita molto molto alta. Va bene, c'è una donna dietro un grande chef, ma c'è anche un pasticcere, c'è un sommelier che Ma mi sembra... c'è una grandissima squadra, cioè veramente ci vuole sia la sala, che è molto molto importante, lì avremo Christian Reiner che è da qui quasi da oltre 15 anni con me, per quello anche lì ovviamente c'è una sinergia che si sposa molto bene, poi ci capiamo quando facciamo dei piatti nuovi, lui sa in che direzione andiamo, per quello sa anche proporre i vini giusti. Poi ovviamente con Andrea Tortora abbiamo un grandissimo pasticcere che l'anno scorso aveva un grandissimo anno anche lui, perché
ha vinto il miglior pasticcere sia in due guide, sia su Identità Golosi che anche su Cosa, Sì. anche sulla Gambero Rosso, Sì. ed è veramente una corifea del suo mestiere nella pasticceria. Poi c'è il mio sous chef che è Michele Lazzarini, che è un altro che ormai è 6 anni che lavora con me, e ha fatto praticamente tutti i passaggi, è veramente una grandissima persona, poi una persona che ama la montagna e vive questo concetto proprio al 100%. Lui oggi lo vive più di me, perché io ovviamente sto più in ufficio, lui più in cucina, e la sera facciamo servizio insieme, però tanto lavoro lo fa lui, anche tanto sviluppo lo fa lui, e questo, per quello anche a Parma ho deciso, senza che Certo. non ho neanche chiesto il permesso di Come ha fatto portare. anche Annie Feolde, no? Che ha chiamato il suo executive, no? Sì, beh, io gli ho detto proprio di godersi questo momento qua, perché è un momento che veramente, se lavori tanto, se hai tanta fortuna, forse ti capita una volta nella vita. Per quello questo merito è sia uguale. Io ovviamente ho cominciato tanti anni prima, però a loro anche un grandissimo grazie, come alla sala, come a tutti quanti. Bene, quindi praticamente ormai non ci rimane più niente da conquistare, perché i 19 ventesimi regnano qui a Sant'Uberto già da parecchio tempo, cioè il massimo diciamo della Gomio, ecco, quindi una sorta già di 3 stelle per il mercato tedesco, insomma, austriaco. Quindi da quanti Sì, anni? 19 ma ventesimi? questo ne abbiamo da 6 anni, 7 anni ormai. Quindi ormai non c'è più nulla da conquistare. Ma no, Infatti ci vorrei dire, e sono, adesso ci sono tante cose da fare, c'è si l'impegno. ma c'è l'impegno, e poi soprattutto anche ci sono ancora tante idee, ci sono tanti progetti, per quello è soprattutto anche per il futuro, perché dobbiamo veramente di nuovo rendere questo mestiere qua anche attrattivo, interessante per i giovani, e non solo tramite la televisione, però anche tramite veramente un lavoro che dà una grandissima soddisfazione, che dà una grandissima gioia. Oggi sono tanti che dicono adesso faccio il cuoco perché posso andare in televisione. Non è proprio così, perché sono due mestieri completamente diversi. Uno che è tutto, poi ognuno si fa la sua scelta, uno va in televisione, uno sta in cucina, però sono due mestieri diversi. Bene, questo è Norbert Niederkoffler dalla Rosalpina Alta Badia, e tante iniziative oltre al ristorante durante l'anno. Ma noi adesso lo facciamo domenica, cominciamo con Cares, questo evento Cos'è che il primo degli eventi dopo No, l'apertura di Sant'Ambrogio, Natale, Capodanno, Epifania, è il primo diciamo di questi eventi che si questi ripetono eventi ogni grossi anno. che praticamente adesso lo facciamo il terzo anno, e questo è un evento che infatti è impostato sul futuro, è impostato sulla sostenibilità, impostato, quest'anno si parla soprattutto di no spreco, che veramente di cercare di recuperare tutto quanto, perché altrimenti la nostra madre terra si sta ammalando moltissimo, per quello dobbiamo fare anche un po' di attenzione su quello, e di dare dei piccoli segni, soprattutto anche per il futuro, di cambiare, di cambiamenti, e di cercare di usare le risorse in una maniera un po' più rispettosa. E qui arrivano chef da tutto il mondo. Abbiamo chef da tutto il mondo, però tutti chef con dei concetti. Abbiamo un australiano, Jock Zanfrillo, che è una grandissima persona, lui lavora soprattutto su cose, lavora con degli aborigines. Poi abbiamo Misha del ristorante Maider di Perù, che lui vive tantissimo la cucina con i Maya, con la cucina vecchia peruana. Poi abbiamo McKay, che lui è quello che ha fondato questo congresso di Food on the Edge. Tutte persone così, in questa maniera qua, che hanno dei concetti, che lavorano su dei progetti e che portano avanti anche delle idee molto, molto belle per il futuro. Bene, grazie a Norbert Niederkoffler. Grazie a voi.